Grande domenica di calcio al Ferdinando Lombardo di Casteltermini, dove la locale squadra di Pino La Bianca ospita l'acerrima antagonista ed attuale capolista del campionato di promozione Girone A, vale a dire l'Unitas Sciacca. Sarà una giornata indimenticabile per i tifosi di fede castelterminese, che assaporano un derby importante ed arricchito anche dalla presenza sugli spalti dei supporters nero-verdi in partenza dalla città termale. I due tecnici La Bianca e Piazza hanno preparato questa sfida che promette scintille e tanto spettacolo. Tra le due squadre i punti di differenza sono diventati 6, per cui potrebbero prevalere i tatticismi per mantenere le distanze. Ma sarà così alla fine delle ostilità? Questa sfida sarà diretta dall'arbitro Francesco Loiodice della sezione di Collegno della provincia di Torino, proveniente dagli scambi nazionali decisi dall'AIA. Gli assistenti saranno Salvatore Rubino e Nicola Conticello, entrambi di Catania. Per quanto riguarda le altre gare di campionato, l'Embedoclina sarà ospite dell'ostico Albatros del Cara, mentre il Camarat dei giovani si recherà a San Vito Lo Capo. Infine, al comunale di Palma di Montechiaro si rinnova un derby antico, Gattopardo-Nissa, dall'esito decisamente incerto.